my heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video perché voglio farvi vedere le 5 migliori difese per Town Hall livello 10 utilizzabili in Clan War o a coppie. Per chi volesse copiarsi le difese, a fine video metterò in screen. Bene, noi iniziamo. In quinta posizione troviamo una difesa di Chon. Non so se l'ho pronunciato bene, Chon, che ha caspiterina anche la regina 31. Allora ragazzi, che dire su questa difesa? È molto popolare, infatti viene utilizzata da pressoché quasi tutti sopra Cristallo 3. In effetti questa difesa funziona molto bene se siete sotto le 3000 coppe, perché sopra le 3000 è probabile che vi facciano anche 3 stelle. Comunque con l'introduzione del volano le 3 stelle saranno molto più difficili con il mastino. Questa difesa vi difende per quasi, perché naturalmente ci sono i mega prove che vi sfondano. Funziona quasi perfettamente contro i Go Wii e le Go Wii. Infatti quando i P.E.K.K.A entrano, se il furbacchione vi mette un assalto qua, è molto probabile che non entrino ma facciano un giro, perché ci sono le difese che li distraggono. Infatti sono proprio i scheletri. Se voi li posizionate in questi due punti scheletri e vi entra una Go Wii da qua, non vi sfonda il municipio. Comunque vediamo che anche contro il mastino lavico funziona abbastanza bene. Il nostro amico è stato molto furbo perché ha attaccato dalla parte opposta del volano. Infatti il volano non ha fatto quasi niente. Comunque voi posizionate tutte le mine aeree nel lato opposto del volano, così il vostro amico che vi attacca è morto. Comunque vediamo una difesa vinta molto easy. In quarta posizione troviamo un mega big fail del mio capo che si chiama Marco Lu96. Ragazzi, se lo beccate in globale sputanatelo alla grande, no scherzo ragazzi. Allora, questa difesa apparentemente molto debole è riuscito a difendersi contro uno che aveva la regina al 38. Vi dico che il mio boss non si è giammata la regina, lui si era proprio nerdati sti eroi, praticamente avrà il re al 35, tutti giocati. Comunque questa difesa molto funzionante, è riuscito a difendersi contro la Go Wii, sì, una Go Wii, non era una Go Wii. Comunque, come avete visto prima, i furbacchioni si portano le mongolfiere nel castello per veramente dare un fastidio della madama. Infatti Golem qua veramente addio. Allora, il trucco di questa difesa, secondo me, è che le salto non funzionano. Cioè, sì funzionano ma non funzionano, in quanto i golem sono distratti dalle difese che sono posizionate esternamente da questo cerchio. Una volta entrati dentro questo cerchio, di solito i eroi dovrebbero fare tutto, ma la regina ragazzi, più la portate su, più diventa stupida. Ve lo dico io, perché quando io avevo la regina al 10, tipo no, aspetta, no, vado da là perché c'è Town Hall, non vado a prendere la capanna del muratore. Invece al 38 è diventata ormai scema, tutta potenza, niente cervello, si fa benedire dal King al 23. Ok, facciamo per 4 e facciamo un minuto di silenzio per Marco. Ah, hai filato! Ragazzi, come terza difesa vi porto questa difesa del mio compagno di clan Silvio. Che dire su questa difesa? Vi dico subito che l'ho provata anch'io personalmente e devo dire che funziona veramente tantissimo. Nel lontano gennaio del 2014, quando sono arrivato per la prima volta in Lega Campione, quando era ancora abbastanza difficile arrivarci, ho vinto ben 60 difese con questa difesa, anche se non avevo le difese maxate. Fate conto che avevo le stesse difese di Silvio. Comunque vi spiego brevemente questa difesa. Innanzitutto, se penetri da davanti fai 30% e faili, non prendi il Town Hall. Se invece penetri da dietro prendi il 40-45%, ma no, il Town Hall veramente te lo scordi, perché per arrivare vicino al Town Hall ti muoiono tutte le truppe.
Comunque vediamo che le Go EP non funzionano e la regina, anche se è riuscita a saltare oltre il muro, le Inferno Tower fanno il loro sporco lavoro e i golem qua rimangono incastrati, naturalmente perché ci sono tanti pezzetti di muri qua. Ragazzi, in Clan War portatevi sempre qualche arciere in più per fare il 50%. In questo caso il nostro amico God Baby, cos'è, una bestemmia, non è riuscito a farsi 50 e ha fatto un bel fade al 42%. Ragazzi, come seconda difesa in classifica vi porto una difesa di El Magnifico. Cosa c'è da dire sulla sua difesa? Innanzitutto devo dire che è una difesa poco conosciuta e se questa cosa può giocare a nostro vantaggio. Infatti, se l'avversario conosce la nostra difesa e sa dove sono posizionate le bombe giganti, che dire, ce le fa scattare e ce le benedice. In questo caso il nostro villaggio, anche se è anti-sgam, tipo qua, cioè, è vuoto, cosa ci sarà, ragazzi? Cioè, ci sarà la Nutella. Comunque il nostro avversario non è riuscito a penetrare, innanzitutto perché non sa giocare, 2 si è portato troppe streghe e 3 perché non hai messo la furia qua, così distruggevi subito. Ecco qua le nostre bombe giganti. Comunque stavo dicendo, comunque dovevamo mettere la furia prima e distruggere subito questi due difese a raggio d'azione che danno molto fastidio. E poi ragazzi, quando voi penetrate avete tutte le difese contro di voi e perciò, come dire, se non avete i golem al 5 siete messi veramente molto male. E anche il leggero, vabbè, qua le butti veramente per niente perché il nostro amico El Magnifico ti ha benedetto con le semplici difese, quelle normali. Ok, muori regina al 20, dai, muori, morta, finalmente morta. Ragazzi, in prima posizione vi ho portato una difesa di Mark Liu 96, era il ragazzo di prima che ha fatto un big fade della Madonna. Allora, che dire sulla sua difesa? Innanzitutto l'ha copiata da me, no ragazzi scherzo, non so dove l'abbia presa, comunque è molto efficace. Ora vi starete chiedendo perché ha il Town Hall mezzo fuori e il castello dentro. Ragazzi, è meglio il castello dentro che il Town Hall dentro. Vi spiego, praticamente se vi benedicono le truppe del castello non fate tanto perché se vi congelano l'inferno siete benedetti. Se prendono il Town Hall, ok, mi prendo il Town Hall, però escono le truppe del castello e ti benedice, non mi fai la seconda stella. Comunque, come vediamo in questo caso, ha avuto anche un sederino della Madama. Allora, i pack al 5 solitamente sono distruttivi. L'unico punto debole dei pack è che sono molto lenti, infatti ci mettono anni per distruggere i scheletrini. E poi se avete arcieri nel castello è veramente un devasto unico. Allora, quando fanno ora a distruggere gli arcieri che sono usciti dal castello, i P.E.K.K.A sono già mezzi morti. Infatti le inferno, quelle multiple infliggono il danno a tutti. Allora, ecco qua il nostro amico Marco che furbo si tiene anche scheletrini vicino al Town Hall. E vediamo che i P.E.K.K.A stanno già morendo. Allora, tipo tirano il colpo e oh mio Dio, Town Hall l'hanno solo sfiorato. E il nostro amico non sa più cosa fare, infatti si è tenuto 2 maghi e un arciere. Vediamo che ha ancora 1 minuto 40 ma se li spreca tutti. 4. Ok, il nostro amico numero 4 non sa ormai più cosa fare. Si chiama Leoman, penso, ragazzi, da un casino che non studio cinese. Penso che si chiami Leoman, tradotto in italiano sarebbe Vandalo. Allora, torniamo a casa. Allora ragazzi, ora vi metto le screen di queste 5 difese. Spero che vi sia piaciuto il video, come al solito lasciatemi un like, commento e noi ci vediamo al vlog di domenica.